Amici di Bella Sicilia, siamo a Brolo e tra poco assisteremo a qualcosa di speciale. Ci siamo quasi? Sì, ci siamo. Vedi là, si inizia a vedere già, qualcosa di bianco si inizia a vedere. Siamo in diretta perché tra poco assisteremo alla riemersione del Cristo dai fondali di Brolo e stiamo immortalando per voi questo momento. Scrivete intanto nei commenti da dove ci guardate. I sub sono già sott'acqua per recuperare il Cristo che sarà poi portato in processione. Fine settimana speciale a Brolo, in provincia di Messina. Quindi da dove uscirà il Cristo? Qui. Allora, guarda. Forse si comincia a vedere. Qualcosa si inizia a vedere. Qua, vedi? Vedi? Ecco. Vediamo le bollicine, quindi ci siamo? Chiamata vocale in arrivo da Simone Caccamo. Siamo sopra noi. Guarda, devi aspettare perché sono qua con Cristo come stiamo andando. No. Assessore, ci siamo quasi? Sì. Già, come potete vedere, già le bollicine stanno iniziando ad aumentare, quindi i sub stanno risalendo. Sì, vediamo poi. Ciao. Ci sono 3 sub attualmente sott'acqua. Sì, ci sono 3 sub attualmente in acqua, quindi giustamente devono risalire perché la risalita deve essere fatta piano piano per evitare problemi di decompressione. Però già si inizia a vedere già la sagoma del Cristo, anche se come dicevamo poc'anzi la visibilità non ci aiuta tanto. Vedere con la leva. Allora, siamo a bordo di questa barca per assistere a un momento speciale. Salutiamo tutti gli amici che sono collegati. Questo è un appuntamento che ritorna ogni anno, Assessore. Ci siamo? Ecco qua, la statua che sta emergendo. Ecco, già si può vedere la statua. Ecco qui. Il momento più bello. Emozionante veramente. Riemersione del Cristo degli Abissi. Quella che siete arrivati voi? Facciamo i complimenti intanto ai sub. Sì, certo. Un applauso ai sub che hanno riportato a galla il Cristo degli Abissi. Allora amici, una giornata speciale qui in questo comune del Messinese,
Siamo a Brolo e questa è la festa del mare promossa dall'associazione Amarina insieme all'amministrazione comunale. Fateci sapere da dove ci state guardando in questa giornata ricca di emozioni. Quindi adesso il Cristo sarà portato in barca? Il Cristo sarà portato in barca, poi un paio di metri prima di arrivare a riva verrà rimesso in acqua e i sub poi lo consegneranno, diciamo, ai fedeli in spiaggia. E poi ci sarà il momento Poi con la processione? Poi ci sarà un piccolo momento della processione perché il Cristo verrà accompagnato alla Madonnina, dove verrà posizionato accanto alla Madonnina e rimarrà là per la durata dei festeggiamenti. E poi in base alle condizioni meteo, fra lunedì e martedì verrà rimesso sott'acqua, perché l'anno scorso abbiamo avuto parecchi sub che sono venuti qui a Brolo solo ed esclusivamente per immergersi in queste acque meravigliose e andare a vedere il Cristo degli Abissi. Allora, adesso assisteremo anche all'operazione che vedrà la statua del Cristo salire in barca per essere portata poi in spiaggia. Ciao Michele, ciao Giuseppe, ciao Marianna. Marianna ci segue dalle Marche, Teresa dalla Liguria. Noi vi mandiamo un abbraccio forte e condividiamo ancora con voi qualche momento di questa giornata ricca di contenuti per Brolo, per i fedeli, ma anche per i turisti, perché ci sono momenti anche civili che accompagnano la 2 giorni della festa del mare. È caduto qualcosa? No, non ci è preso. Sanni ci segue dalla vicina di Lazzo, poi Patrizia dalla Germania. Sarà un fine settimana ricco di eventi, non solo religiosi, ma ci sono anche tante iniziative promosse dall'associazione Amarina insieme all'amministrazione comunale. Sì, senza alcun dubbio saranno due giorni fantastici, belli, perché come hai detto giustamente tu, oltre dal punto di vista religioso ci sarà anche, diciamo, l'intrattenimento musicale, si faranno 4 risate con i 4 gusti e poi ci sarà da degustare il piatto tipico che è stato fatto, diciamo, dai leader del ristorante della Marina proprio in occasione di questi 2 giorni, di questo weekend. Da un paio di anni i ragazzi della Marina hanno voluto riprendere questa festa e noi siamo veramente felici di questo, perché come abbiamo potuto vedere la rimessione del Cristo e il fatto stesso che domani pomeriggio ci sarà Antinna a mare, si unisce la tradizione, l'identità, la cultura di un paese, la processione a mare, la processione a terra, sono questi elementi che, come dire, le persone dall'altro mondo, gli emigrati, riescono a ricollegarsi col proprio paese nativo, perché vedere queste immagini in Sud America, in Australia, in Canada è bellissimo, perché si rivedono quando loro erano bambini e c'erano queste bellissime feste nel loro bellissimo paese. In ogni Onda TV e Bella Sicilia stiamo proprio raccontando questo evento in giro per il mondo attraverso i nostri numerosi follower. Li salutiamo. E noi li salutiamo in maniera affettuosa, in maniera calorosa, dandogli appuntamento a rivederci qua, perché è importante ritornare alle proprie radici, perché i loro, diciamo, parenti, i loro amici, i loro paesani saranno ben lieti di ospitarli, ma non solo di ospitarli, ma di accoglierli a braccia aperte. E lì c'è la spiaggia, la favolosa spiaggia di Brolo. Sì, noi abbiamo avuto la fortuna che il buon Dio ci ha dato un clima meraviglioso e soprattutto ci ha dato un quadro, un dipinto, il mare, il castello. Cosa vogliamo di più dalla vita? E allora stiamo proprio assistendo adesso alla salita sulla barca del Cristo.
Bravi, bravi! Il Cristo è stato collocato sulla barca, quindi adesso sarà portato in spiaggia. Sì, sarà sportato in spiaggia, ma prima di arrivare sulla spiaggia verrà rimesso in acqua e i sub lo consegneranno ai fedeli. La cosa bella è l'immagine, per ora stupenda, del Cristo con dietro lo scoglio, che sono, come dire, le identità della nostra marineria, perché è bello vedere questa immagine dove c'è lo scoglio, che è l'emblema del nostro meraviglioso paese, e il Cristo degli abissi, cioè la protezione ai pescatori, la protezione a tutte quelle persone che scendono in acqua. Allora, grazie amici di Bella Sicilia, tra poco vi mostreremo altre immagini, quindi restate sempre in pagina.